riunione pugilistica per questo nuovo appuntamento con la nobile arte qui da uno dei capoluoghi dello Iastra, Piazza Gremita. Oggi qui a Tortolì, chi non è potuto venire può collegarsi in diretta con Directa Sport che seguirà sul suo canale YouTube questo evento pugilistico con 8 incontri. Chiuderemo con l'incontro professionistico per i pesi piuma che vedrà di fronte Ian Arzu dell'Accademia Pugilistica Tortolì, che affronterà in un incontro sulla lunghezza delle 6 riprese da 3 minuti l'atleta kosovaro Ilie Munteanu. Questa riunione pugilistica è stata organizzata dalla società di casa, l'Accademia Pugilistica Tortolì, in collaborazione con l'amministrazione comunale della città di Tortolì, in particolare con l'impegno del sindaco Marcello Ladu e dell'assessora allo sport Rita Cocco. La piazza tributa l'applauso anche per loro. Andiamo con la presentazione degli incontri dilettantistici. Avremo 7 incontri dilettantistici che faranno un po' da prologo al grande match professionistico. Iniziamo a presentare gli arbitri di queste sfide che si alterneranno tra il ring e il tavolo dei giudici. Abbiamo da Sassari il signor Mannu e il signor Azzori, mentre dall'altro capo della Sardegna, da Cagliari, i signori Brioccia e Poerio. Andiamo con la presentazione dei pugili all'angolo rosso. Per la categoria junior 57 kg, Mirko La Rosa, Sicula Boxing Team Palermo. Andiamo invece per la categoria Junior Youth 57 kg, secondo incontro di giornata. Ci sarà Mattia Pisanu della Dynamic Center UTA. Gli atleti ovviamente devono guadagnare il ring. Quindi per la categoria Youth Junior 59 kg, Achille Cara, Team Box Capai. Per la categoria Youth 62 kg, Antonio Lai, Team Box Capai. Per la categoria Elite 56 kg, Emanuel Orofini, Extreme Boxing Club Palermo. Per la categoria Elite 64 kg, Nicola Manca, Boxing Team Roberto Spiga, Monserrato. Infine per la categoria Elite 67 kg, Mariano Fricano, Extreme Boxing Club Palermo. Ok, quindi è il bello della diretta. Andiamo avanti con i pugili all'angolo blu, quindi è saltato il 7° incontro dilettantistico. All'angolo blu per la Palestiche Cagliari, categoria junior 57 kg, Flavio Usai. Categoria junior youth 57 kg, Simone Uccheddu, Sciardana Box Cagliari. Categoria youth junior 59 kg, Tommaso Meloni, Dynamic Center UTA. Categoria Youth 62 kg, Antonio Fenu, Martellini Olbia.
Categoria Elite 56 kg, Marco Russo, Southside Gym Cagliari. E infine, categoria Elite 64 kg, Davide Careddu, Box Jerzu. Atleti e arbitri dunque al centro del ring, tra poco inizieranno gli incontri dilettantistici. Ricordiamo che siamo in diretta su Directa Sport Live TV, sul canale YouTube della TV dello Sport Sardo, che ha seguito tante di queste riunioni pugilistiche durante l'estate. Siamo stati praticamente ovunque, siamo arrivati anche in Ogliastra. A tutti voi buon divertimento, tra poco il gong della prima ripresa. Mi sa che me ne salgo in camion. Sì. Anzi, mi metto dove c'è Paola. Fammi vedere. Sì, sì, dobbiamo presentare i professionisti dopo, alla fine. Fa lui. Sta qua nel cordolo, io non mi fiderei molto di questa cosa. Faccio entrare? Secondo me stai meglio lì. Ce la fai? Ah, oh, leggi, leggi. Siamo. Vado? Spodesta. Vado? Ed eccoci in postazione di commento, amici sportivi, per raccontarvi questa riunione pugilistica qui da via Monsignor Virgilio a Tortolì. La grande box arriva in Ogliastra, altro grande appuntamento con la nobile arte targato Directa Sport, 7 incontri dilettantistici e il finale con l'incontro professionistico valido per i pesi piuma, che vedrà di fronte Ian Arzu, atleta di casa, originario di Lozzorai, che se la vedrà con Ilie Munteanu in un incontro valido per appunto la categoria pesi piuma, 6 riprese da 3 minuti. Il prologo ovviamente è dedicato ai dilettanti e questo è il primo incontro. All'angolo rosso abbiamo Mirko La Rosa della Sicula Boxing Team di Palermo, che affronterà Flavio Usai, cagliaritano, tesserato con la pala istiche. Incontro che inizia in questo momento, incontro che si disputerà sulla lunghezza delle 3 riprese da 2 minuti, la categoria junior 57 kg. Dobbiamo dire davvero grande partecipazione di pubblico oggi qui a Tortolì, nella piazza prospiciente a via Monsignor Virgilio, in cui è stato allestito il ring, evento promosso dall'Accademia Pugilistica di Tortolì in collaborazione
con l'amministrazione comunale, in particolare grazie all'impegno del sindaco Marcello Ladu e dell'assessora allo sport del comune di Tortolì Rita Cocco, unitamente all'impegno della Proloco Rocerosse. Tanto incontro che è iniziato con il giusto agonismo in rosso. Mirko La Rosa della Sicula Boxing Team di Palermo, dall'altra parte Flavio Usai della Palestiche di Cagliari. Vengono da Palermo i tre atleti che possiamo definire stranieri, insomma, fuori Sardegna. La Sicilia rappresentata da da due atleti, si tratta appunto di Mirko La Rosa e di Emanuel Orofini. Non si disputerà invece l'incontro inizialmente annunciato tra Mariano Friccano e Ignazio Melis. Intanto andiamo a seguire un po' in diretta questo incontro. Qui ci ha provato con il gancio destro Usai, poi prova la sequenza La Rosa. Atleti che si studiano a centro ring, ci prova con il gancio destro La Rosa che va a vuoto, poi prova con il diretto destro e poi col sinistro La Rosa e qui va a segno il colpo di La Rosa che viene redarguito dal signor Gavino Mannu, chiamato a dirigere questo primo incontro. Sono 4 i direttori di gara chiamati a dirigere questi 7 incontri qui da Tortolì. Abbiamo, come possiamo vedere sul ring, il signor Manu di Sassari anche il signor Azzori, di Cagliari invece i signori Brioccia e Poerio, che si alterneranno tra il ring e le postazioni dei giudici di gara chiamati a esprimere i verdetti al termine di ogni incontro. Fuori i secondi. Seconda ripresa. Tanto inizia il secondo round con i due atleti al centro del ring. Prova l'attacco Usai. Tanto qui Usai prova a chiudere alle corde La Rosa. Tanto conteggio per Mirko La Rosa dopo la sequenza importante sferrata da Flavio Usai. È in grado di riprendere l'incontro Mirko La Rosa, che adesso prova subito a reagire. Entra il gancio sinistro Usai che va a vuoto. Chiama il break il signor Mannu. Si riparte ancora con l'azione di La Rosa. Poi Usai prova a uscire con un mancino. Ancora La Rosa che tenta l'attacco, Usai lo chiude all'angolo. Ancora una serie reciproca di attacchi da una parte e dall'altra. Esce dall'angolo La Rosa. Attacco di Usai con il gancio destro. Si chiude la seconda ripresa.
Come al solito ovviamente i consigli dagli angoli da parte dei rispettivi staff per questi giovani atleti che sono agli albori della loro carriera pugilistica. Fuori i secondi. Second out. Vengono chiamati fuori i secondi. Inizia la terza ed ultima ripresa. È richiesta una piccola operazione di pulizia nei pressi dell'angolo blu prima di iniziare questa terza e ultima ripresa. Tenta la sequenza alla rosa che non riesce ad arrivare a destinazione con i suoi colpi. 2 volte a vuoto il pugile siciliano, prova a reagire Usai, che chiude all'angolo l'avversario. Ancora la rosa che prova a sferrare i suoi colpi, parte sempre con il mancino. L'atleta siciliano che va a segno col destro, poi di nuovo col sinistro, un momento di difficoltà per Usai che prova comunque a reagire. Qui va a vuoto Usai con il gancio sinistro, la rosa prova a lavorare ai fianchi dell'avversario. Il signor Mannu va a riprendere Usai per aver tenuto la testa troppo bassa. Tanto ancora Usai che prova a chiudere la rosa all'angolo. La rosa prova a lavorare ai fianchi dell'avversario ma indietreggia. Poi va a segno con prima col sinistro e poi col destro. Mirko La Rosa, reagisce Usai, poi va ad abbracciare l'avversario. Ancora Usai che chiude la rosa all'angolo, prova a partire con il gancio destro l'atleta della Palesti. Arriva un altro richiamo arbitrale. Finisce qui il primo incontro, sicuramente molto valido dal punto di vista agonistico. Abbiamo visto tanti colpi andare a segno. Siamo ora in attesa del verdetto finale. Nelle mani dei signori Brioccia, Poerio e Azzori, che hanno seguito con grande attenzione ovviamente l'incontro da bordo ring. E tra poco il signor Mannu andrà a comunicare alla piazza e a tutti voi che ci seguite da casa il verdetto finale di questo primo dei 6 incontri dilettantistici. Diamo lettura del verdetto. Vince all'angolo blu Usai Flavio. Vince Flavio Usai all'angolo blu, che si era sicuramente fatto preferire soprattutto nelle prime riprese. Ha avuto comunque la sua buona reazione Mirko La Rosa, che esce comunque da questo incontro a testa alta. Vince Flavio Usai questo primo incontro di questa serata ogliastrina. Tanto andiamo proprio nel dettaglio sulle tribune e sulla piazza, perché lo merita veramente la grande partecipazione di pubblico in questo evento organizzato dall'Accademia Pugilistica di Tortolì in collaborazione con l'amministrazione comunale della città di Tortolì e la Proloco Rocce Rosse, che con il loro impegno hanno permesso di realizzare questa serata che promette davvero bene. Tanto sale sul ring il signor Giampiero Azzori, che andrà a dirigere questo secondo incontro. All'angolo rosso Mattia Pisano, Dynamic Center UTA. Dall'altra parte all'angolo blu Simone Ucheddu,
Shardana Box Cagliari, la categoria Junior Youth 57 kg. Anche questo incontro si disputerà sulla lunghezza delle 3 riprese da 2 minuti. Siamo praticamente pronti a iniziare con il secondo incontro. Ricordiamo il signor Giampiero Azzori a dirigere il match e dunque i giudici di gara, i signori Mannu, Brioccia e Poerio. Fuori i secondi. Inizio della prima ripresa. Prima fase di studio con Ucheddu al centro del ring e Pisanu che gli danza intorno, poi prova a sferrare il primo attacco Ucheddu, poi va a vuoto il destro di Simone Ucheddu, prova a costringere alle corde l'avversario, deve uscire Pisanu, prova ad allontanare l'avversario con il destro, poi tenta l'attacco Pisanu. Si muovono molto velocemente sul ring questi due atleti, intanto Pisanu prova a sferrare i primi colpi, prova ad andare a segno con il destro, qui Ucheddu prova ad avanzare col sinistro e poi a esplodere il destro, non va a segno l'atleta della Shardana Box di Cagliari. Destro di Ucheddu. Poi prova a liberarsi Pisanu dalla pressione del suo avversario. Ucheddu va a vuoto con il destro. Parte ancora Ucheddu che prova a costringere l'avversario alle corde. A vuoto il destro di Ucheddu che adesso va a segno. Ancora Ucheddu che prova a chiudere l'avversario alle corde. Pisanu prova a farsi largo col sinistro. Finisce qui la prima ripresa dentro i secondi. Qualche indicazione per i due pugili agli angoli. Chiamati fuori i secondi e tra poco inizieremo con la seconda ripresa di questo secondo match di giornata qui da via Monsignor Virgilio a Tortolì. Prova a partire con maggior convinzione Simone Ucheddu che chiude all'angolo Mattia Pisanu che poi esce bene con il sinistro, poi prova a sferrare il gancio destro, pugile della Dynamic Center di Utah, non molla la presa Ucheddu che costringe nuovamente alle corde l'avversario. Il gancio sinistro di Ucheddu che va a vuoto, poi sceglie di lavorare l'avversario ai fianchi per poi puntare nuovamente sul volto di Pisanu. Ucheddu chiude all'angolo, Pisanu esce in qualche modo, il pugile della Dynamic Center di Utah.
Ucheddu parte con il diretto sinistro. Momento di difficoltà per Mattia Pisanu, un po' disorientato dalla maggior velocità del pugile all'angolo blu. A segno Ucheddu con il destro, prova a uscire Pisanu in qualche modo e va a segno a sua volta con un gancio destro il pugile all'angolo rosso. Finisce qui la seconda ripresa di questo secondo incontro. Dentro i secondi. Fuori i secondi. Second out. Terza e ultima ripresa. Inizia la terza e ultima ripresa qui da Tortolì. Parte con grande grinta Simone Ucheddu. Ancora Ucheddu che prova a portare a suo favore questo incontro. L'attacco di Ucheddu che ci prova con il gancio destro, poi prova a lavorare ai fianchi Pisanu che sembra davvero in difficoltà in questo momento. Il massimo sforzo di Simone Ucheddu. Pisanu tanto è andata a segno con un sinistro, poi Ucheddu ci va con il destro. Ancora Ucheddu ci va con il destro. Ancora Ucheddu che costringe l'avversario alle corde. Arriva il gong che chiude questo incontro. Attendiamo il verdetto di questo secondo incontro. Salvo sorprese dovrebbe essere stato Simone Ucheddu, pugile che ha, diciamo così, convinto maggiormente i giudici, ma mai dire mai. A volte ci è capitato di vedere dei verdetti abbastanza differenti rispetto a quelle che sono state le nostre impressioni. Il signor Azzori chiama i due atleti al centro del ring. Lettura del verdetto.
vince all'angolo rosso Pisanu Mattia. E infatti la vittoria va a Mattia Pisanu. È uno di quei casi in cui insomma le nostre impressioni sono differenti rispetto a quelle dei giudici. Quindi Mattia Pisanu della Dynamic Center UTA si aggiudica questo secondo incontro di questa serata ogliastrina. Tra poco il terzo incontro, categoria Youth Junior 59 kg, ancora 3 riprese da 2 minuti. Sul ring Achille Cara del Team Box Capai di Quarto Sant'Elena contro Tommaso Meloni della Dynamic Center UTA. Tanto sale sul ring anche il signor Brioccia, chiamato a dirigere questo terzo incontro. Terzo incontro di questa rassegna organizzata dall'Accademia Pugilistica di Tortolì in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Pro Loco Rocce Rosse di Tortolì. Pro Loco della cittadina ogliastrina che nel suo nome fa chiaramente riferimento a uno dei fiori all'occhiello di questa città, ossia le Rocce Rosse di Arbatax, un monumento naturale di rara bellezza, uno dei simboli della città di Tortolì e ovviamente della frazione di Arbatax. Intorno a questo monumento naturale nata negli anni anche una delle più importanti rassegne musicali che si tengono in Sardegna, ossia il Festival Rocce Rosse, che ha visto la partecipazione negli anni di grandi stelle della musica nazionale e internazionale. Tortolì che recita sempre il suo ruolo di avanguardia nella stagione turistica estiva qui in Sardegna. E intanto è iniziato il terzo incontro tra Achille Cara della Team Box Capai all'angolo rosso contro Tommaso Meloni della Dynamic Center di UTA. Prova a farsi largo col sinistro Meloni, poi prova a sferrare il diretto, ma attenzione alla reazione di Achille Cara che prova a costringere sulle corde l'avversario, poi una serie di colpi che vanno a segno da parte di Cara, prova subito a reagire Meloni, ma Cara sferra un destro che forse è andato a colpire il naso dell'avversario. Prova l'attacco Meloni. Ora Meloni con il destro tenta subito di reagire, Cara 3 volte a segno Achille Cara. E siamo di conteggio per Tommaso Meloni. Sequenza terrificante di Achille Cara. E si chiude la prima ripresa. Tommaso Meloni che comunque è in grado di proseguire l'incontro, ma ha chiuso davvero bene il primo round Achille Cara, andando a sferrare una sequenza importante con 3 colpi andati a segno.
Seconda ripresa, inizia con Meloni che prova a farsi largo col sinistro, poi tenta la sequenza, Cara lo sorprende, mandando a vuoto i colpi e poi impostando la sua reazione. Ancora Meloni, ancora Cara con il destro. C'è il richiamo del signor Brioccia che adesso fa riprendere l'incontro. Il sinistro di Meloni, Brioccia ci prova, scusate, Cara ci prova con il montante, va a segno Meloni ancora col sinistro. Prova ancora con il montante Achille Cara che va col destro e adesso il naso di Tommaso Meloni sanguina davvero. Ancora Cara, altro conteggio per Tommaso Meloni, sembra comunque in grado di proseguire. No, bisogna fermare l'incontro perché il colpo di Achille Cara fatto davvero male, necessario dunque l'intervento del medico a bordo ring per andare a soccorrere Tommaso Meloni che sanguina vistosamente. Vediamo se sarà in grado di riprendere l'incontro. Incontro che riprende. Meloni prova a farsi largo col sinistro. A vuoto Meloni prima col sinistro e poi col destro. Parte ancora Meloni col sinistro, finisce qui la seconda ripresa. Atleti agli angoli, salgono i secondi. Fuori secondi. Inizia la terza ripresa, Achille Cara, Team Box KI all'angolo rosso, Tommaso Meloni, Dynamic Center, UTA all'angolo blu, categoria Youth Junior 59 kg, 3 riprese da 2 minuti. Dal prossimo incontro salirà leggermente la durata degli incontri perché saranno 3 riprese da 3 minuti fino all'incontro professionistico che invece si disputerà sulla lunghezza delle 6 riprese. Ricordiamo saliranno sul ring l'atleta di casa Ian Arzu, originario di Lozzoraima, tesserato con la società di Tortolì, e il kosovaro Ilie Munteanu, incontro professionistico categoria pesi piuma. Intanto va a segno col destro Meloni. Cara vuoto con il tentativo di gancio destro.
Ancora Meloni a segno intanto. Finisce qui la terza ripresa. Abbiamo visto qualcosa in meno rispetto ai primi due round. Una fase di studio al contrario, generalmente insomma si tende a studiarsi di più nei primi round per poi crescere nel corso dell'incontro. Qui è avvenuto praticamente il contrario, con i due pugili che hanno dato il massimo soprattutto nelle prime due riprese. Intanto è arrivato il verdetto, tra poco verrà comunicato. Diamo lettura del verdetto. Vince all'angolo rosso Cara Achille. Vince Achille Cara all'angolo rosso. Stavolta le nostre impressioni erano corrette, anche se non ve le abbiamo esternate, ma insomma ci è sembrato davvero più pimpante sul ring l'atleta della Team Box KI. Ha fatto sicuramente qualcosa in più rispetto al suo avversario, un po' in difficoltà Tommaso Meloni, soprattutto nelle prime due riprese. Due conteggi per il pugile della Dynamic Center di Utah. Ancora qualche minuto, forse anche meno, e poi saremo nuovamente sul ring per il quarto incontro di questa serata. Ancora Team Box KI protagonista con Antonio Lai che sta per guadagnare l'angolo rosso. Dall'altra parte Antonio Fenu della Martellini Olbia, categoria Youth 62 kg, incontro che si svolgerà sulle 3 riprese da 3 minuti. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Antonio, Team
Siamo pronti per raccontarvi il quarto incontro da via Monsignor Virgilio a Tortolì, una piazza gremita come davvero poche se ne vedono in queste riunioni pugilistiche, davvero tanta la partecipazione di appassionati o anche di semplici curiosi che si ritrovano qui semplicemente per le vacanze estive. Quarto incontro che vedrà impegnati Antonio Lai del Team Box Capai all'angolo rosso, all'angolo blu Antonio Fenu della Martellini Olbia. Incontro sulla lunghezza delle 3 riprese da 3 minuti. Antonio Fenu che peraltro abbiamo visto impegnato anche nella rassegna di Porto Torres di una settimana fa, boxando in piazza, dalla piazza del municipio della città turritana. Antonio Fenu che in quell'occasione aveva affrontato Angelo Esposito del team Erittu, sconfitta ai punti per il pugile olbiese, un verdetto accolto non proprio positivamente da Antonio Fenu e dal suo entourage, che ritenevano di aver meritato qualcosa in più nel corso dell'incontro. Antonio Fenu nuovamente sul ring a una settimana di distanza qui a Tortolì e affronta Antonio Lai del Team Box Capai. Subito con il gancio sinistro Fenu a vuoto, quindi Lai va sull'addome dell'avversario. Ora Fenu prova a farsi largo col sinistro, viene richiamato dall'arbitro che è il signor Gavino Mannu. L'attacco di Fenu, Lai prova a tenerlo a debita distanza, qui ci prova con il montante Antonio Fenu. Sequenza di Antonio Fenu che poi prova a chiudere all'angolo l'avversario, esce Antonio Lai, poi prova a contrattaccare con gancio sinistro, gli va a segno Fenu, e chiude alle corde Lai, riesce a uscire. Non prova a farsi largo con il jab. Ancora la sequenza di Fenu. Lai esce dalle corde, prova a reagire sferrando il destro di Fenu. Adesso è Lai che prova a chiudere l'avversario alle corde. Finisce la prima ripresa di questo quarto incontro. Fuori i secondi. Second out. Deve combattere.
Inizio seconda ripresa. Inizia la seconda ripresa, pugili al centro del ring, in rosso Antonio Lai del Team Box K, in blu Antonio Fenu della Martellini Olbia. A vuoto il gancio di Lai, dentro Fenu, ma c'è stata precedentemente l'interruzione dell'arbitro. Ora Fenu che ci prova con il sinistro, poi va a segno con il diretto sinistro, prova subito a reagire Lai. Fase di studio, poi Lai prova ad affondare il corpo. Va a partire Fenu con il destro, ci prova 2 volte Antonio Fenu, che poi prova a lavorare l'avversario ai fianchi, poi col sinistro, conteggio forse per Lai, sì, così è. Ne approfittano dall'angolo di Antonio Fenu per dare qualche indicazione. Intanto riprende l'incontro il sinistro di Fenu che va a segno. Lai prova subito a reagire lavorando l'avversario ai fianchi, tenta di affondare col mancino Antonio Lai, si allontana Fenu. A vuoto il gancio di Fenu. Un richiamo per Lai. Va a farsi largo col sinistro Fenu, ma Lai va a chiuderlo alle corde. A vuoto il gancio di Fenu. Finale di ripresa caratterizzato dai tanti richiami arbitrali, si è combattuto poco. Dentro i secondi per le indicazioni in vista dell'ultimo round. Fuori i secondi. Second out. Siamo pronti per la terza ripresa di questo quarto incontro qui da Tortolì. Terza e ultima ripresa. Pugili al centro del ring. In rosso Antonio Lai del Team Box KI. In blu Antonio Fenu della Martellini Olbia. Parte con grande carica agonistica Antonio Fenu in questa terza ripresa. Lai ora prova a costringere l'avversario alle corde, esce bene Fenu che a sua volta chiude il suo avversario. Attacco reciproco adesso
dei due pugili. Qui Fenu con il gancio destro. Quindi Lai prova subito a reagire andando a cercare l'addome di Fenu. Ora i due atleti nei pressi delle corde. Qui ci prova Lai con il gancio sinistro. Prova a reagire Fenu che va a vuoto. E ci prova Lai con il destro. I due pugili sembrano avvertire un po' di stanchezza in questa terza ripresa. Adesso Fenu prova a chiudere bene questa terza ripresa andando ad aggredire l'avversario. Lai chiude alle corde Fenu. Destro di Lai, quindi Fenu lavora anche l'avversario e poi prova a uscire, l'abbraccio tra i due. Gesti di fair play al termine di questo quarto incontro in cui i due pugili hanno speso davvero tante energie e adesso andiamo sul verdetto. Atleti al centro del ring, vediamo il verdetto di questo quarto incontro. Vince Antonio Fenu della Martellini Olbia, che riscatta così la sconfitta di una settimana fa contro Angelo Esposito. Ricordiamo un verdetto non proprio condiviso dall'entourage del pugile olbiese, che oggi qui a Tortoli trova il suo riscatto andando a vincere contro Antonio Lai del Team Box KI. Tra poco il quinto incontro tra Emanuel Orofino della Extreme Boxing Club Palermo, secondo pugile siciliano che andrà a combattere sul ring allestito in via Monsignor Virgilio. Contro di lui Marco Russo della Southside Gym di Cagliari. I due pugili sono già a bordo ring, pronti a guadagnare il quadrato per quello che è il terzultimo incontro di giornata. La categoria è categoria Elite 56 kg. 3 riprese da 3 minuti. Ci avviciniamo ormai all'incontro clou di questa riunione ogliastrina organizzata dalla Accademia Pugilistica di Tortoli in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Pro Loco Rocce Rosse, che con il loro grande impegno hanno allestito una serata di sport, una serata di grande partecipazione qui da uno dei capoluoghi di questa bellissima regione della Sardegna che è l'Ogliastra. Una serata che è davvero
un grande spot per la box sarda e un grande spot per la città di Tortolì e per i suoi attori istituzionali, culturali e sportivi che hanno messo in piedi davvero una grande serata di sport qui da via Monsignor Virgilio. La passione per la nobile arte è più viva che mai anche in Ogliastra, anche ovviamente grazie all'impegno dei tanti sponsor privati di questa manifestazione che hanno contribuito affinché oggi si facesse grande box qui a Tortolì. Tanto è iniziato il quinto incontro, in rosso Emanuel Orofino dell'Extreme Box Club di Palermo, in nero ma all'angolo blu Marco Russo della Southside Gym di Cagliari, categoria Elite 56 kg. Prova ad avvicinarsi il Russo. Qui va a segno Rufino che prova a far valere le leve più lunghe. Questo può dare ovviamente un piccolo vantaggio all'atleta della società palermitana. Ma Russo non vuole sentire ragioni e fin dai primi istanti di questa prima ripresa va all'attacco, va anche a segno con il destro Marco Russo. Fase di studio in questa prima parte del match, poi prova ad affondare Russo dopo l'attacco di Orofino. Ora Russo che prova a farsi largo con il sinistro. Richiamo del direttore di gara che è il signor Poerio. Si riparte con Orofino, prova a sferrare il destro, va a vuoto con il montante. Russo prova subito il contrattacco proprio sul gong che va a chiudere la prima ripresa di questo quinto incontro. Dentro i secondi inizio la seconda ripresa, vediamo quale sarà l'atteggiamento dei due pugili all'inizio di questo secondo round, se sarà ancora un atteggiamento per lo più di attesa, oppure se cercheranno di fare qualcosa in più. Qui Russo a segno con il sinistro. Prova a farsi avanti col mancino Rufino. Russo lo tiene a distanza e poi va a chiudere alle corde pugile palermitano. Destro di
Orofino a vuoto. Avanti col sinistro Russo, chiude alle corde l'avversario, prova a uscire Orofino. Ancora Russo, studia l'avversario, studia la possibilità di un affondo che arriva chiudendo Orofino all'angolo. Le finte di Russo, poi prova a partire col destro. Ancora col destro Russo. Il richiamo dell'arbitro all'indirizzo del pugile in blu, meglio in nero, ma all'angolo blu. Ancora Russo. Orofino esce dalle corde, qui viene chiamato un break dall'arbitro. Per un fotografo che era troppo vicino al bordo del ring. Nel frattempo poi l'incontro è ripreso. Finisce qui la seconda ripresa. Un piccolo inconveniente che forse ha spezzato il ritmo ai due pugili sul ring. Dentro i secondi, per le ultime indicazioni, si va verso la terza ripresa in cui chiaramente i due contendenti dovranno davvero dare il massimo per cercare di indirizzare il verdetto finale a proprio favore. Terza e ultima ripresa. Parte subito a grande velocità Russo, Orofino sulla difensiva. Prova a uscire dalle corde il pugile palermitano, che va a riguadagnare il centro del ring. Russo prova a farsi largo col mancino. Lo ricaccia indietro Orofino. Prova il gancio sinistro Russo. Col sinistro stavolta a segno Marco Russo. Prova a chiudere alle corde l'avversario, ma Orofino riesce a uscire bene. Tentativo di combinazione di Emanuel Orofino. Aveva approfittato del colpo a vuoto dell'avversario per cercare di chiudere all'angolo e di infilare la sua combinazione.
Ancora Russo all'attacco. Rufino ci prova 2 volte col destro, prima con il gancio, poi con il montante. Ora Russo, chiamano l'1-2 dall'angolo. Russo prova a eseguire. Qui prova Rufino col destro, stavolta è il Russo costretto alle corde. Russo col sinistro, poi col destro prova ad affondare gli ultimi colpi il pugile della Southside Gym. Siamo ormai addirittura d'arrivo anche per questo quinto incontro, il penultimo per quanto riguarda gli incontri dilettantistici di giornata, che si chiude in questo momento. Si abbracciano Emanuel Orofino e Marco Russo, rispettivamente atleti della Extreme Boxing Club Palermo e della Southside Gym di Cagliari. Quello che potremmo definire un derby isolano va in archivio. Arriva il verdetto intanto tra le mani del signor Poerio e a breve verrà annunciato il vincitore di questa quinta sfida qui da Tortolì. Pubblico che va aumentando, addirittura siamo ormai addirittura d'arrivo per l'incontro clou, per l'incontro professionistico che vedrà l'idolo di casa Ian Arzu affrontare Ilie Munteanu. Ma intanto il verdetto di questo quinto incontro. Incontro pari, è il primo incontro pari di questa riunione pugilistica tortoliese. Portano a casa un pareggio Emanuel Orofino e Marco Russo, forse un po' meglio nelle prime riprese il pugile cagliaritano, ma Orofino ha saputo comunque prendere le misure e contrattaccare, soprattutto nell'ultimo round. Finisce qui e tra poco penultimo incontro, l'ultimo incontro dilettantistico, il penultimo di giornata, tra Nicola Manca del Boxing Team Roberto Spiga di Monserrato, che affronterà un atleta non di casa ma comunque ogliastrino, Davide Careddu, tesserato della Box Ierzu. Sesto incontro della serata, arbitra Giampiero Azzurri. Arbitrerà il signor Giampiero Azzurri. Sale all'angolo rosso Nicola Manca del Boxing Team Roberto Spiga. Guadagna all'angolo blu Davide Careddu della Box Ierzu. La categoria è Elite 64 kg, 3 riprese da 3 minuti. Siamo ormai alla vigilia dell'incontro professionistico, ma prima godiamoci quest'ultimo incontro dilettantistico che sicuramente avrà tanto da dire.
Inizia la prima ripresa in blu Davide Careddu che parte subito all'attacco, atleta della Box Ierzu. In rosso invece Nicola Manca del boxing team Roberto Spiga di Monserrato. La concentrazione nel volto di Careddu, cerca lo spazio giusto per andare ad attaccare. Va a vuoto col sinistro Careddu. Gli gira intorno Nicola Manca, che adesso prova a attaccare con il sinistro. Serie di scambi che vanno a vuoto. Careddu adesso va a segno col destro. Reagisce subito Nicola Manca. Che affonda il mancino. Ancora Careddu, ma viene ripreso per aver colpito con la parte sbagliata del guantone. Ancora Careddu che prova ad attaccare il suo avversario. A segno con il destro Careddu. Reagisce subito Manca. Si affrontano davvero a viso aperto, pur mantenendo ovviamente alta la concentrazione. I due pugili, abbiamo detto spesso nel corso di queste riunioni pugilistiche che abbiamo seguito un po' da tutta la Sardegna, la box è uno sport che si combatte con il fisico, si combatte con la tecnica, ma si combatte soprattutto con la testa, soprattutto con un'altissima concentrazione. Tanto va a segno Careddu con il sinistro. Finisce qui la prima ripresa tra Nicola Manca e Davide Careddu. Inizio della seconda ripresa. Inizia intanto la seconda ripresa tra Davide Careddu, angolo blu, box Ierzu, e Nicola Manca del boxing team Roberto Spiga di Monserrato. Tanto tenta la combinazione Careddu. Manca, chiude Careddu alle corde, esce subito il pugile ogliastrino. Careddu va a chiudere Manca alle corde, poi in difficoltà l'atleta di Monserrato che comunque riesce a uscire bene.
Col destro Careddu, ripreso però dal signor Azzori. Ora Careddu che prova l'attacco, va col destro Careddu, va subito a reagire Manca, a vuoto Careddu, Manca ne stava per approfittare, poi Careddu va a chiudere alle corde il suo avversario, esce Nicola Manca. Arriva il gong che va a chiudere la seconda ripresa, un secondo round più di attesa rispetto al primo, dentro i secondi per le ultime indicazioni di questo, in vista dell'ultimo round di questo ultimo incontro dilettantistico. Ormai c'è già aria di grande match in via Monsignor Virgilio a Tortolì, con l'epilogo finale dell'incontro professionistico pesi piuma tra l'idolo di casa Ian Arzu dell'Accademia Pugilistica Tortolì e Ilie Munteanu. I suoi dati ci riportano una nazionalità kosovara, ma chiaramente il nome tradisce le origini rumene. Tanto inizia la terza ripresa. Va con il sinistro Manca, che apre le danze di questo terzo round, prova ad avvicinarsi Careddu, ancora Careddu che prova a chiudere Manca alle corde. Ancora Careddu che va a segno con il suo attacco, ancora Careddu che prova a battere il ferro finché è caldo, come si dice. O va ad aggredire Manca e gli gira intorno. Ancora la combinazione di Careddu, Manca esce dalle corde sferrando il sinistro, ora Careddu che prova a farsi largo col mancino, poi chiude all'angolo Manca che va ad abbracciarlo. Ora Careddu che studia l'attacco, gli gira intorno Nicola Manca.
Prova a fondo col montante Careddu, manca, si limita a tenere il pugile ogliastrino a debita distanza. Ancora l'azione di Careddu, ci prova col montante sinistro. Arriva il gong che chiude l'incontro. Finisce qui la terza ripresa. Sembra soddisfatto Davide Careddu per questo suo incontro. Vediamo se il verdetto poi gli darà ragione. Tanto atleti al centro del ring e sale, scusate, agli angoli, e sale comunque la febbre per l'ultimo incontro, per l'incontro più clou, quello che andrà a infiammare la piazza. Avremo 5 minuti di pausa, quindi al termine del verdetto daremo la linea alla regia per qualche consiglio pubblicitario e poi torneremo per l'annuncio di questo ultimo incontro, di questo incontro clou categoria pesi piuma. Ma intanto il verdetto di quest'ultimo incontro: vince Nicola Manca, forse anche qualche fischio di disapprovazione per questo verdetto. Comunque la prendono entrambi con grande sportività. Nicola Manca del boxing team Roberto Spiga di Monserrato si aggiudica l'ultimo incontro dilettantistico e adesso noi ci fermiamo per 10 minuti di pausa e poi torneremo per il match professionistico qui da via Monsignor Virgilio a Tortolì per questa grande festa di box. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 2.700 km di reti e 98 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato per la prima volta il metano sull'isola. Attualmente 104 comuni e 51.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti. Su medeagas.it trovi tutto il necessario per consentire il servizio di distribuzione del nuovo gas naturale nel tuo territorio. Medea, sicurezza, affidabilità e innovazione per la Sardegna. Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale.
Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il Consorzio Griffoni. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto!
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno.
Siamo... E siamo pronti per il gran finale di questa riunione pugilistica qui a Tortolì, con l'incontro professionistico, con l'incontro che tutti state aspettando, ma prima ovviamente dobbiamo rinnovare i ringraziamenti per chi ha reso possibile questa grande serata di box, a iniziare dall'Accademia Pugilistica di Tortolì, che ha fortemente voluto questa grande serata dedicata alla nobile arte qui in Ogliastra. Il ringraziamento ovviamente va anche all'amministrazione comunale di Tortolì, con in testa il sindaco Marcello Ladu e l'assessore allo sport Rita Cocco. E poi il ringraziamento, ce lo siamo scordati in apertura colpevolmente, il ringraziamento va anche alla Proloco Roce Rosse di Tortolì. E adesso siamo pronti per questo incontro professionistico categoria pesi piuma. 6 riprese da 3 minuti, arbitrerà il signor Poerio. Giudici a bordo ring i signori Mannu, Brioccia e Azzori. Annunciamo lo sfidante. Sta per guadagnare il ring Ilie Munteanu. Arrivato all'angolo blu Ilie Munteanu ed è il momento di annunciare l'idolo di casa, accompagnato dai coach Salvatore Fanni e Massimo Fanni. Sta per entrare sul ring dallo Sorai per l'Accademia Pugilistica Tortolì, Ian Arzu! E siamo ormai pronti per questo incontro clou di questa manifestazione pugilistica qui a Tortolì, una grande manifestazione, davvero centinaia di persone in piazza qui in via Monsignor Virgilio, dove è stato allestito il ring d'opera dell'Accademia Pugilistica Tortolì. Sono già sul ring Ian Arzu e Ilie Munteanu. All'angolo rosso l'atleta ogliastrino, professionista della categoria
pesi piuma, accompagnato dai coach Massimo Fanni e Salvatore Fanni. All'angolo blu Ilie Munteanu, kosovaro ma di chiare origini rumene. Signor Poerio a dirigere l'incontro e a dare il via alla prima delle 6 riprese di questo incontro clou. L'entusiasmo della piazza di Tortolì per Ian Arzu, siamo riusciti a captarlo anche attraverso le telecamere di Directa Sport, sempre in prima linea per raccontare le vicende della nobile arte in Sardegna. Davvero un calendario fitto in questi ultimi mesi, siamo stati davvero ovunque nell'isola, sia nel Cagliaritano, a San Roque, a Quarto Sant'Elena. Abbiamo visitato anche l'Oristanese con il memorial dedicato a Fernando Azzori a 60 anni dalla conquista della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo. Siamo stati anche all'Horse Country di Arborea nelle ultime settimane, poi abbiamo potuto vedere anche il grande lavoro e la grande passione che pulsa per la box nel nord-ovest con le manifestazioni di Alghero e Porto Torres. E oggi siamo in Ogliastra, non eravamo ancora stati, almeno di recente, in questa bellissima regione a raccontare la box. Lo facciamo oggi da una più che gremita piazza Monsignor Virgilio e andiamo a raccontarvi l'incontro con un inizio particolarmente coraggioso da parte dello sfidante Ilie Munteanu. Prova a attaccare con il montante, il pugile di origini rumene. Arzu prova a rispondere con un gancio destro. Prova a lavorare ai fianchi dell'avversario Ian Arzu. Atleta originario di Lozzorai, in forza all'Accademia Pugilistica Tortolì, che da parte di madre ha anche origini calabresi. Prova a affondare Munteanu, ma Arzu con il destro e questo colpo fa male. E scatena soprattutto l'entusiasmo della piazza di Tortolì. Ancora Arzu che si fa largo con il sinistro prima di affondare col destro. Ancora Arzu, lavora bene con il jab. Cerca un varco nella guardia di Munteanu che prova a partire, doppio destro di Arzu, salutato davvero dall'entusiasmo coinvolgente del pubblico di Tortolì. Fa riprendere l'incontro il signor Poerio, va a vuoto Munteanu, Arzu ne approfitta per affondare ancora col destro, poi col sinistro e in difficoltà Munteanu. Attenzione, vengono su dall'angolo quelli dello staff di Munteanu, che ha accusato particolarmente il colpo. Arzu è andato con il montante e sale ancora il tifo per l'atleta di casa. Davvero in difficoltà Munteanu, proprio sul gong che ha chiuso la prima ripresa. Era partito bene Ilie Munteanu in questo primo round, ma poi Arzu ha preso le misure, ha iniziato ad andare a segno a ripetizione, soprattutto con il destro. Inizia la seconda ripresa e subito Arzu a segno col sinistro. Munteanu prova a uscire.
lo va a caricare con il montante Ilie Munteanu. Arzu lo tiene a distanza, poi studia il contrattacco che arriva puntualmente, affonda col sinistro Arzu, poi Munteanu lo va a caricare col destro, ancora Arzu a segno col sinistro. Munteanu tenta sempre la reazione rabbiosa, ma questi ultimi colpi hanno fatto male. Sanguina Ilie Munteanu, qui prova ad andare a segno con il montante destro, il pugile rumeno. Qui Arzu ancora con il destro all'altezza dell'arcata sopraccigliare, sanguina vistosamente Munteanu. Pubblico entusiasta, ancora Arzu con il destro 2 volte. Munteanu tenta la reazione, dopo ogni colpo subito prova ad andare all'attacco anche in maniera un pochino incosciente forse, perché scopre davvero tanto la guardia il pugile di origini rumene, e Arzu è bravo ad approfittarne. Intanto si rende necessario l'intervento del medico, abbiamo visto Munteanu sanguinare copiosamente. Incontro che riprende, Munteanu parte con una bella combinazione, non ci sta Ilie Munteanu, costringe Arzu sulla difensiva, esce dalle corde Ian Arzu. Blocca l'incontro il signor Poerio, invita Munteanu a una corretta postura. Intanto serie di scambi al centro del ring. Ancora Arzu che va a segno con il destro, prova a reagire subito Munteanu. Ancora Arzu col sinistro stavolta. Insomma, potete sentire in sottofondo il grande entusiasmo della piazza Ogliastrina ogni volta che Arzu riesce ad affondare il colpo. Intanto finisce la seconda ripresa, una seconda ripresa davvero combattuta, lo possiamo davvero vedere nei volti scavati, anche un po' sofferenti dei due pugili, soprattutto di Munteanu. Ma anche Arzu, insomma, sta un po' mostrando il fianco. Davvero un avversario scorbutico questo Ilie Munteanu. Arzu che aveva controllato davvero bene la prima ripresa, in questa seconda si è dovuto difendere maggiormente dagli attacchi di Munteanu, affondando comunque bene a sua volta. Fuori secondi e siamo pronti a raccontarvi la terza ripresa, siamo quasi al giro di boa di questo incontro clou, di questa serata ogliastrina. Sul ring Ian Arzu, Accademia Pugilistica Tortolì, contro Ilie Munteanu. Prova subito all'attacco Munteanu che rischia qualcosa dando le spalle all'avversario. Qui va a vuoto Munteanu e Arzu non si fa pregare per nell'approfittare di questo errore. Ancora Arzu che prova a lavorare ai fianchi, poi montante sinistro. Chiamato il time, mandato all'angolo neutro Ian Arzu. Il signor Poerio va a sincerarsi delle condizioni di Munteanu e poi fa riprendere l'incontro. Parte con rabbia Munteanu, Arzu deve difendersi dagli attacchi, poi sferra un gancio destro notevole sul volto del pugile rumeno. Ancora Arzu, e stavolta subisce l'attacco di Munteanu col sinistro, poi prova ad affondare anche col destro Munteanu. Arzu lo schiva e stava per andare a segno col montante, lo fa al secondo tentativo.
Ancora Arzu che approfitta del tentativo a vuoto di Munteanu. Arzu col sinistro, poi col destro. Ancora Arzu che tenta la combinazione. Prova a uscire Munteanu. Ancora l'attacco Munteanu. Non si può dire che non stia disputando un incontro davvero generoso il pugile rumeno. Arzu si mette in attesa e poi contrattacca. Ancora Arzu col destro. Attacco di Munteanu che prova a chiudere Arzu all'angolo, esce Arzu e poi prova a sferrare il destro. Ancora Arzu che lavora ai fianchi dell'avversario. Munteanu ci prova con il montante. Ancora Munteanu all'attacco, Arzu con il destro, 2 volte, 3 volte e qui c'è il conteggio per Munteanu. L'azione di Arzu, stiamo assistendo davvero a un incontro di grande intensità, ben combattuto dai due pugili al centro del ring. Ancora Arzu che tenta la combinazione, ancora col destro, manca il montante Arzu. Intanto ci sono le proteste all'angolo dello staff di Munteanu nei confronti del commissario di campo. Intanto ancora Arzu, 3 volte a segno, altro conteggio. Gli applausi dalla piazza di Tortolì. E arriva il gong che chiude la terza ripresa proprio a conteggio esaurito. Era comunque in grado di riprendere Munteanu. Andremo con il quarto round. Arzu davvero in controllo, davvero impressionante quando l'atleta ogliastrino decide di andare ad affondare. Diventa davvero notte fonda per il suo avversario, che pure sta cercando di tenere in piedi l'incontro reagendo colpo su colpo, ma quando Arzu ingrana è davvero difficile contenere la sua furia. Una detta un ring, per favore, all'angolo blu. Fuori i secondi. Second out. Fuori i secondi e siamo pronti a raccontarvi il quarto round di questo match clou qui da Tortolì. Ian Arzu all'angolo rosso, Ilya Munteanu all'angolo blu. Inizia la quarta ripresa. E attenzione, qualche problema con il paradenti per Munteanu, quindi quarta ripresa che di fatto non è ancora iniziata. Prova a partire subito all'attacco Munteanu. Rumoreggia il pubblico per una possibile gomitata di Munteanu, che si getta nuovamente all'attacco. Lo contiene Arzu. Tanto possiamo notare, mentre quest'altro colpo di Arzu va a segno, possiamo notare che nei pantaloncini di Arzu è riportato a mo' di sponsor, o meglio lo sponsor istituzionale della città di Tortolì, che unitamente alla Proloco Rocce Rosse ha patrocinato questo grande evento da Via Monsignor Virgilio, la fame di box qui in Ogliastra. Davvero tantissimi appassionati oggi in piazza, sicuramente anche tanti turisti. Siamo
nel pieno della stagione. Tortoli è sicuramente uno dei centri di punta di questa bellissima regione della Sardegna. Intanto Arzu prova a sferrare il gancio sinistro, Munteanu prova a reagire. Ancora Arzu con il destro. Sinistro e destro di Arzu che va a segno 2 volte col destro. Ancora sangue per Munteanu, è già in piedi il medico, probabilmente ci vorrà un altro intervento. Salta nuovamente il paradenti al pugile ospite. E come predetto probabilmente ci vorrà nuovamente l'intervento del medico a bordo ring. Ancora problemi con il paradenti per Ilie Munteanu, incontro fermo, siamo alla quarta ripresa. Ancora Arzu che si fa largo con il mancino, Munteanu prova a tenerlo a debita distanza, ma Arzu si avvicina ancora e va a segno con il sinistro. Sanguina ancora Ilie Munteanu. La combinazione di Ian Arzu. Ancora la combinazione di Arzu. Munteanu prova a caricare a testa bassa, altro destro a segno di Arzu che poi prosegue con il montante. Prova a uscire da una situazione difficile Munteanu, attenzione, finisce l'incontro, interrompe l'incontro il signor Poerio ritenendo che Munteanu non possa proseguire. È una maschera di sangue il pugile di origini rumene e dunque nell'entusiasmo della piazza tortoliese tra poco dovrebbe essere annunciato ufficialmente la fine di questo incontro, chiaramente ad appannaggio di Ian Arzu, una grande prestazione che ha infiammato la piazza, un incontro di grandissima intensità, quello disputato dal pugile di Lozzorai, che ha saputo unire grande tecnica a una particolare ferocia agonistica, indispensabile peraltro contro un Munteanu che finché è riuscito a stare nel match ha provato a rispondere colpo su colpo con altrettanta carica agonistica, ma Arzu davvero ha saputo portare il match dalla sua parte con una prestazione davvero gigantesca e va a raccogliere l'applauso del pubblico Arzu, un pubblico davvero entusiasta perché al di là che stiamo parlando di un atleta di casa a cui si vuole comunque bene, ma oggi ha offerto davvero una grandissima prestazione, una box di altissimo livello, una tappa importante nel percorso professionistico di questo atleta ogliastrino che promette davvero bene e che sembra destinato a una grande carriera. Sta per arrivare l'annuncio da parte dello speaker di gara. Ecco il verdetto. All'angolo rosso Ian Arzu porta a casa questo incontro nel tripudio
di una piazza che ha mostrato davvero la sua grande fame di grande box. Un bellissimo incontro che chiude una grande serata all'insegna della nobile arte. Ian Arzus saluta il pubblico, ne raccoglie l'applauso più che meritato che va a chiudere questa grande serata pugilistica organizzata dall'Accademia Pugilistica di Tortolì, una serata davvero di successo in collaborazione con l'amministrazione comunale della città di Tortolì, con in testa il sindaco Marcello Ladu e l'assessora allo sport Rita Cocco, e con il contributo indispensabile della Proloco Rocce Rosse di Tortolì, la Proloco che porta il nome di uno dei monumenti, fiore all'occhiello di questa piccola perla dell'Oiastra. E da Tortolì è tutto, l'ultimo ringraziamento va ovviamente ad Andrea Farris per la preziosissima collaborazione alle immagini e alla regia. Noi ci ritroveremo in settimana con le interviste ai protagonisti su Directa Sport Live TV, la web TV che racconta lo sport in Sardegna.